Bene, è accettabile insomma, che il Nord dia in solidarietà o che doni insomma, al resto del Paese 100 miliardi di euro ogni anno? Morosini. Ma io intanto, se mi consente, direttore, farei questa considerazione perché ho visto che difficilmente i cittadini, le signore, gli uomini, le persone che vanno a fare la spesa hanno domestichezza con i miliardi. Allora io, per rendere più chiaro il numero che lei ha dato, sono 100 miliardi di euro, sono esattamente 100.000 milioni di euro, perché quei milioni... Lire? No, di euro. Ah! 100 miliardi. Milioni, sono 100.000 milioni, perché con i milioni, che già è una somma enorme, 1 milione di euro, la gente ha più possibilità di orientarsi, dice la mia casa vale 100.000 euro, 1 milione di euro sono 10 case, 100.000 milioni di euro, parliamo di una somma, di una montagna di denaro che costituisce non la tassazione quale corrispettivo di servizi che lo Stato rende, ma il di più che lo Stato prende rispetto a quanto gli necessita per far fronte ai nostri bisogni. Questo è il punto. Attenzione, non sono le tasse per coprire le spese dei servizi, sono il di più, detto in termini diversi sarebbe il non dovuto o l'ingiustificato, che lo Stato si prende da noi, dalla nostra fatica quotidiana, dal nostro impegno lavorativo, dal nostro risparmio, da tutto quello che è il nostro produrre, per soddisfare delle mancanze, delle inadeguatezze, non voglio dire del maltolto, ma spesso è anche maltolto, delle scelte sbagliate, per esempio quelle sugli armamenti che fino ad ora hanno trovato ingiustificata, e mille altre cose. Allora, ma mi pare che questa sia una premessa importante, no, certo, molto certo. importante. Allora, Bortolussi dichiara che tutto questo serve insomma a beneficio di chi gestisce in maniera scriteriata la spesa pubblica. Questa è la sintesi. Intende, ecco, va detto, il Nord, certo, sono anzitutto le regioni del Nord, la Lombardia, il nostro Veneto e l'Emilia, ma anche le regioni del centro sono in attivo tra ciò che danno e ciò che ricevono, con la Libia che sta per conquistare Roma. Così come sono state concepite, nel momento in cui sono state concepite, sicuramente sono state delle spese che avevano poca diciamo utilità. Adesso è situazione di emergenza nella quale ci dibattiamo un'altra, ma io volevo questa parentesi, volevo introdurre un elemento che è utile per il dibattito, se dobbiamo andare avanti su questo, e per non sbagliare ho tirato fuori la Costituzione, l'articolo 119, ha due passaggi che ci consentono di capire dove sta il vizio sta sempre alla fonte. Il terzo comma del 119 dice che lo Stato istituisce un fondo perequativo senza vincoli di destinazione. Noti bene, fondo perequativo senza vincoli di destinazione, cioè vuol dire che il governo di turno, in base alle esigenze politiche di turno, può istituire e ovviamente finanziare dei fondi perequativi senza vincoli di destinazione, scritto in Costituzione, per i territori con minore capacità fiscale. Quindi ma non basta. Senza vincoli vuol dire che non necessariamente quello che vogliono, li destini agli investimenti, ma anche alla spesa clientelare. Questo è il terzo comma dell'articolo 119. Il quinto poi dice: per promuovere lo sviluppo economico, la coesione, la solidarietà, sempre parole nobili, no, grandi, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona e bla bla, lo Stato destina risorse aggiuntive, oltre ai fondi perequativi senza vincoli di destinazione, anche le risorse aggiuntive, ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province e città metropolitane. Voglio dire, in chiaro. Costituzione, in ben 2 commi dell'articolo 119, abbiamo il peccato originale. Allora bisogna... Cioè la spesa pubblica è incontrollata. È incontrollata, sta cosa che noi vediamo, se non cambia, la vedremo. Ma le dico di più, dottor Svirna. L'ultima riforma che stanno discutendo, quella delle baruffe dei pugni, no? L'alzata di mano, ormai alzata di pugno, abbiamo visto cosa è accaduto l'altro giorno negli scranni del Parlamento, è peggio ancora perché si è già escluso di rimuovere questa forma di intervento, quindi rimane invariato il quadro, il meccanismo è il medesimo, e quindi anche se dovesse passare, non passerà mai, sta riforma non cambierebbe nulla. Non cambierebbe nulla. E le regioni, conclude, le regioni a statuto speciale non possono essere toccate nel loro schema di privilegi, quindi di cosa stiamo parlando? Chi gestisce in maniera scriteriata la cosa pubblica. Io parto da un esempio personale, anche se non è bello citarsi, ma visto che lo ha fatto il TG3 lo possiamo dire anche a Telenuovo. Io sono l'unico tra 226 ex consiglieri regionali che ha rinunciato a vitalizio. Lascio ogni mese 2.000 euro netti nelle casse della regione
perché lo ritenevo e lo ritengo a maggior ragione oggi contrario a quelli che sono i miei principi etici. Bisogna dare, io che parlo di indipendenza, parlo di una cosa importante, una cosa che qualcuno dice che è un sogno, ho voluto dimostrare, prima ancora che questa idea cominciasse ad essere sdoganata e questo progetto ad essere conosciuto, che si devono fare delle cose. Possibile che sia uno solo su 226. Quindi, ex consiglieri regionali del Veneto. Io sono l'unico su 226 che ha rinunciato al vitalizio. È una cosa che non va bene, perché qualcuno a volte applaude e dice ah bravo, no, dico, dovrebbe essere l'ordinario e non un eroe o bravo chi fa queste cose. Infatti l'hanno tolto. Purtroppo, no, intanto c'è ancora chi lo percepisce. Da questo mandato calma, io credo a quelli che invece rinunciano e non l'hanno. L'altra cosa è che quando noi parliamo, dottor Svirner, e l'abbiamo sentito anche da Zabeo prima, che ci vorrebbe maggiore autonomia o federalismo fiscale, rilanciamo un'idea, un progetto che è un inganno. Non si può avere maggiore autonomia, stiamo vedendo che lo Stato ha bisogno di nuovo centralismo, di maggiori risorse al centro, di maggiori competenze concentrate, e la scusa a volte intelligente, abile, io dico strumentale, è quella che siccome è vero che molte regioni sono sprecone, molte amministrazioni locali sono sprecone, allora bisogna dire togliamo il potere a tutti, anche a quelli che hanno ma devi responsabilizzarli, ma no, non si può ingannare la gente, è impossibile avere maggiore autonomia, non ci sono i presupposti, non ci sono le risorse, non ci sono gli strumenti normativi dalla Costituzione che ho citato prima, l'articolo 119, terzo e quinto comma, e tante altre cose. Il federalismo, di cui anche Zabeo mi ha stupito un po', che è un lettore attento della realtà attuale, ma probabilmente non ha fatto tesoro di quello che è accaduto negli ultimi 20 anni, che sono state bocciate tutte le proposte di federalismo. Il federalismo non può essere declinato con un aggettivo fiscale, fluviale, tutto quello che abbiamo sentito. Il federalismo non si è mai realizzato disarticolando uno Stato centrale, vogliamo dircelo, andiamo in un'università a chiedere a un professore che cos'è uno Stato federale. Noi da 20 anni in Italia in vario modo non esiste il federalismo per disarticolazione di uno Stato centrale, sarebbe un unicum storico, quindi non parliamo più per cortesia di una cosa per ingannare la gente, non esiste. Se si vuol fare, si vuol fare il federalismo bisogna avere soggetti che hanno sovranità, di cui sono titolari di sovranità piena e sono totalmente indipendenti. Ecco perché noi vogliamo l'indipendenza. Poi possiamo ragionare di altre cose, magari con una visione europea che sarebbe anche auspicabile. Resta uno solo, che è quello che ho già citato. Primo, deve ripartire l'economia. Se non riparte l'economia, ogni cosa che diciamo qui farà fatica ad andare in porto. Secondo, dobbiamo dare la possibilità alle regioni più in difficoltà di crescere. Se crescono le regioni, se producono, siamo d'accordo che deve ripartire l'economia, lo so, ma sono discorsi vecchi che sono inattuabili. Una serie di problemi. Ma non ci sono altre soluzioni. Non ci sono le soluzioni. No, non credo. Io personalmente non credo. Ma non perché sono per l'Italia. Non credo che dai. l'indipendenza garantisca la stessa cosa. No, ma eccoci qui, il Nord dona 100 miliardi al Sud, è diciamo la quota di solidarietà che le regioni del Nord anzitutto danno a quelle del Meridione. Come se ne esce? Alessio Morosin, prego, riprendiamo con lei. Ma io credo che dalle notizie, dai dati che abbiamo a disposizione, da quello che diceva anche l'amico del PD qui, che anche nella pausa, no? È inevitabile un'azione di accentramento che lo Stato sta facendo dei poteri che attualmente in molte regioni italiane sono state malamente esercitati, questo è indubbio. O addirittura con situazioni di illegalità vera e propria. Pensate, è una cosa incredibile, ma la regione Calabria non ha ancora il bilancio orale. Non c'è la tradizione orale. La regione Sicilia, la regione a statuto speciale, ha avuto gli ultimi precedenti che mi pare siano... E perché un Veneto indipendente si amministrerebbe bene invece? Perché, no, a parte il Veneto indipendente, mi ha fatto piacere la parola che ha detto prima sempre l'amico del PD, che ha detto che lui non è ideologicamente contrario quindi al fatto che si discuta e si possa votare, no? Questa è una gran bella cosa, noi la riteniamo una conquista, anche perché loro hanno a loro validi rappresentanti come il sindaco di Silea, ma l'onorevole stessa Rubinato che è il sindaco di Roncade e parlamentare, che si sono manifestati a favore del diritto di voto. Questo vuol dire in favore della democrazia, del fatto che i cittadini possano decidere. L'indipendenza poi è una scelta che appunto se maturata in modo democratico, rigorosamente pacifico e per via istituzionale, quindi nel rispetto del diritto interno e internazionale,
quelli che negano di solito o non conoscono o non vogliono sentire che cos'è il diritto internazionale, ritenendo che l'ordinamento sia una monade chiusa all'interno dei confini italiani. Non è così. L'Italia all'articolo 10 della Costituzione riconosce, si conforma alle norme del diritto internazionale, quella dell'autodeterminazione, che è lo strumento per diventare indipendenti, se i cittadini lo vogliono, è una norma tra queste, per cui, detto in modo molto, molto semplificato, volendo discutere, lo spazio c'è. Ecco, però mi scusi, lo spazio c'è. Allora, no, introduco. introduco l'argomento. Se questi sono i presupposti, no, lo dico perché a beneficio di molti ascoltatori, io faccio serate ogni giorno, sono fuori, Sì, quando però... dicono ma non si può fare, lo dicono in televisione, magari anche a Telenuovo da Svirne, mettiamogli uno strumento in più perché conoscono, si può fare, l'importante è conoscere. Però mi scusi, il come. Permetta, semplificando molto, a fronte di un problema generale quale quello che proponiamo oggi, la soluzione è che noi veneti ce ne andiamo per i fatti nostri e gli altri che saranno. Stavo giusto invece il problema diventa, riusciamo a sanare questa... mi permetto di censurarla, ma avrebbe lasciato bene a lasciarmi concludere, perché la considerazione è questa, in base anche agli studi, alle proiezioni che abbiamo fatto con i dati ufficiali, per esempio di Unioncamere. L'indipendenza del Veneto certamente in prima fase farebbe bene al Veneto, ma immediatamente fa bene anche al resto d'Italia, perché quando il Veneto si distacca, l'Italia non ha più un equilibrio di entrate che gli consente di mantenere quella realtà parassitaria, quella malversazione che è gestita, come diceva sempre l'amico, prevalentemente uno Stato accentratore, i cui gangli che hanno una distorsione del meccanismo non sono ancora circoscritti. Costringiamo il resto a diventare virtuoso. Certo che diventa virtuoso, perché elimini una super burocrazia che è quella che comanda, con tutto rispetto per i parlamentari. Con tutto rispetto per i parlamentari, oggi sappiamo che il 95% delle leggi sono quelle che fa il governo, o sbaglio? Lei è un parlamentare, però come promotore di iniziative legislative ha un ruolo marginale, magari ce l'ha decisivo in sede di conversione del decreto legge, ma come proposta che dovrebbe essere per natura del parlamentare la proposta legislativa, in realtà qualcosa passa, ma questo che cosa? sono... Bravo, vede che siamo in sintonia su punti rilevanti. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che chi comanda realmente, con rispetto di quelli che sono gli attori che vivono questa situazione, sono i burocrati. C'è una super burocrazia che decide quasi tutto, e questa qui la azzeri, è una mangrovia. La azzeri soltanto se tu la privi delle risorse che oggi noi alimentiamo grazie a quel residuo fiscale che lei ha illustrato. Questo è il senso semplificato. Molti sostengono che per uscirne devi fare massa critica, cioè devi essere in un paese grande, un paese importante. Allora, guardi che la Svizzera è un paese come il nostro, come territorio, come abitanti. Non so signora, però questo scusi, lo ricordava anche Alessio Morosini, un conto è la Svizzera che è federalista non so da 7 secoli, dalla nascita, un conto è l'Italia che... 50 anni scarsi, cosa c'entra? Comunque ogni paese ha una sua storia dopo questo. Sì, ma la signora dice bene che la signora che è appena intervenuta dice anche noi abbiamo la nostra storia, in fondo la realtà del Veneto non è una realtà che si può liquidare dicendo che è una delle regioni italiane, è attualmente una delle regioni italiane, ma ha una storia così imponente, una identità così definita, una realtà così significativa dal punto di vista anche imprenditoriale. Pensi che solo 2 province, quella di Vicenza e di Treviso, hanno un PIL superiore alla Grecia e al Portogallo, cioè voglio dire, saremmo, secondo gli studi di Unioncamere, davanti a 10 stati europei dei 28 con il fardello italiano attuale, con proiezioni di un salto immediato di due posti, quindi dal 18° al 16° dopo il primo anno, con una crescita del PIL del 12,2. Ma non è questo il fatto. L'indipendenza, vede, non è un fatto di egoismo o peggio ancora di provincialismo, è un'idea. È un progetto che, se perseguito per via istituzionale, e d'altronde in Europa ci sono molte altre realtà, la Scozia, la Catalogna, che prima o poi andranno al risultato, quindi lavorano per il futuro dell'Europa, quello che gli stati territoriali oggi non riescono a fare, anzi sono ragione ostativa di impedimento. Adesso abbiamo la prova di fuoco ulteriore, c'è la questione dell'ISIS in Libia, vediamo se la Mogherini diventa protagonista della politica europea. Lo è stata, chiedo io, rispetto all'Ucraina. Io ho visto la signora Angela Merkel, ho visto François Hollande che si sono riuniti con Poroshenko. Ma vede che l'Europa, i stati la rinnegano quotidianamente. Allora lei diceva, poco in Europa, direttore, lei diceva bisognerebbe essere più grandi e quindi pensare all'indipendenza del Veneto sembra quasi una forma di autoesclusione dai luoghi che contano. No, io dico è un modo per proporre una visione del futuro carica di intelligenza che guarda lontano
lontano, perché se noi avessimo tutti gli stati, il Veneto indipendente, uno Stato veneto indipendente che conferisce il potere pieno di politica estera a un'Europa con un Parlamento legiferante, allora vede che ci stiamo... Io in questa sede qui mi limito a riferire opinioni, chiaro. Non è, in ogni caso non è la mia in questa sede, no? Allora c'è chi sostiene che bisogna fare proprio telegraficamente, insomma, quando la CGIA scrive queste cifre, ogni lombardo dà 5.500 euro, ogni veneto 3.733, ogni emiliano 4.076. È demagogia questa che sta facendo Bortolussi, oppure che cos'è? Non è demagogia, ma io le dico anche di più, c'è un elemento che non è compreso là. Il Veneto non è che dà circa 4.000 euro di residuo fiscale, ne dà 6.000, perché lei deve considerare che ci sono circa 10 miliardi di interessi sul debito pubblico che il Veneto non ha concorso a produrre. E quindi se lei considera ai 20 miliardi ne aggiunge altri 10, sono 30, questo non sono affatto già dentro, questo abbiamo gli studi assolutamente rigorosi che lo confermano. Quindi se lei aggiunge ai 20 altri 10 sono 30 miliardi diviso 5 milioni di veneti sono circa 6.000 euro a testa, e ovviamente per la Lombardia passano dai 6.000 a circa 9.000. Sono cifre spaventose, incredibili, e non se ne viene fuori con le vie ordinarie né con progetti di autonomia, che poi è solo sbandierata a parole, ma onestamente si è detto prima che in realtà lo Stato in questo momento storico, in questa fase difficile, ha bisogno di accentrare il controllo, ha bisogno di concentrare su di sé maggiori competenze, e questo in modo orizzontale, perché gli interventi che sono pianificati, che vediamo dalla legislazione che viene adottata anche costantemente, sono interventi orizzontali, quindi non tengono conto delle diverse virtuosità o meno, no? Quindi infatti, non c'è via d'uscita.